Allora, è stato nominato coordinatore regionale del Movimento Friulano Acquie dal Friuli. Lui è l'avvocato Luca Campanotto, che ringrazio per essere qui. E allora la domanda è molto semplice: quali sono gli obiettivi da raggiungere? Grazie a voi per l'invito, buonasera a tutti, mandi a tutti. L'unico movimento friulano e solo friulano non può che pensare in primis alle prossime elezioni regionali del 2023 che sembrano lontane ma in realtà incombono, siamo già a metà legislatura ormai. E in ogni caso si guarda ovviamente anche alla dimensione paesana, alle amministrative. Adesso insomma si parla dei primi di ottobre, stiamo lavorando già insomma per alcuni grossi centri anche del Friuli occidentale. Certo. Insomma, l'unica condizione che poniamo è quella di correre da soli col nostro simbolo per il Friuli e solo per il Friuli. Non siamo FVGini e quindi ovviamente siamo aperti a tutta la società ma con degli obiettivi chiari. Ecco, avvocato, io mi sono sempre chiesto in questi lunghi anni di lavoro come mai alla fine, no, questi movimenti non hanno trovato una strada univoca, perché c'è stato un continuo spezzettamento, tranne l'anno in cui in Consiglio regionale c'era una presenza, poi c'è stato un continuo spezzettamento. Poi io conosco anche il fondatore e tutto, mi pare che questo movimento invece abbia le idee chiare, no? Perché sì, l'ufficio di presidenza è stato integralmente riconfermato. Gambellini, mi ricordo, insomma, lui che Luigi Gambellini è l'anima di questo movimento, cioè, ci ha messo veramente il cuore. Sì, tutto, no? che ha però fondato, non ma che ha anche consolidato dopo anni ormai di attività. La base si sta allargando, adesso lanceremo una nuova campagna di tesseramento tra aderenti e simpatizzanti. I giovani si avvicinano? Saremo già un centinaio, però. sì, ma anche nel Friuli occidentale abbiamo recentemente avuto delle grosse soddisfazioni. Guardi, noi siamo aperti a tutti. Però il programma, che è pubblicato sul sito da anni, su un PDF a disposizione di tutti, noi siamo una casa di vetro, è chiaro. Quindi a noi l'FVG senza trattino non piace, siamo fatti così e siamo chiari e coerenti e per non come dire, alterare i nostri principi fondamentali si può anche fare a meno di unirsi rispetto a chi è diverso da noi, insomma. Grazie avvocato, quando vuole è mio graditissimo ospite, come Gambellini del resto, Luca Campanotto, coordinatore regionale del Movimento Friulano Acquile dal Friul.